Gli direi: considerati una persona perfettamente normale, solo che hai bisogno di un po' di insulina. Ecco cosa dire ad un figlio che ha il diabete giovanile e deve fare 4 iniezioni di insulina al giorno. In Veneto sono 265.000 i pazienti che soffrono di questa patologia cronica legata all'aumento di zuccheri nel sangue. Un decimo sono i bimbi e gli adolescenti. Hanno il diabete di tipo 1, le cellule che producono insulina vengono distrutte dal loro stesso sistema immunitario. Sicuramente segue un'infezione virale e quindi una delle teorie dice che alcuni componenti del virus siano uguali a alcune componenti delle cellule che producono insulina, per cui per chi è predisposto il sistema immunitario non riesce più a riconoscere il virus da combattere e eliminare dalle cellule che producono l'insulina. Il tipo 2 invece, di cui soffrono adulti e anziani, è legato a stili di vita scorretti. La somministrazione di insulina è inevitabile in entrambi i casi, con dei rischi. L'insulina riduce la glicemia, però le iniezioni che uno fa da fuori possono indurre ipoglicemia se il paziente, per esempio, non assume un'adeguata quantità di cibo. Per controllare la glicemia la tecnologia è fondamentale. Oggi si parla di sensori impiantabili della glicemia che registrano la glicemia minuto per minuto in continuo. Si parla di pancreas artificiale che è stato recentemente commercializzato negli Stati Uniti. Importante è soprattutto educare il paziente alla propria cronicità, scegliendo uno stile di vita adeguato. L'attività fisica è un alleato dell'insulina e soprattutto un'alimentazione che deve essere varia.